All'ultima serata di Soligo in Rete, il meeting di informazione promosso da qdpnews.it, anche il sindaco di Valdobbiadene, Luciano Fregonese. Questa sera abbiamo parlato di sport e territorio abbinato alla Città Europea del Vino 2016. Quali sono stati gli eventi promossi tra le nostre colline? Sono stati molteplici gli eventi, più di 150 di natura diversa, molti dei quali eventi sportivi. Abbiamo semplicemente raccolto e promosso in una rete più ampia all'interno delle città del vino italiane ma anche europee quelli che sono gli eventi che normalmente vengono svolti e organizzati nei nostri 15 comuni, eventi anche di alto livello, e questo è stato, secondo noi, credo importante, perché ha fatto conoscere un altro volto del nostro territorio che è un'eccellenza. Eventi sportivi ben organizzati che fanno vivere appieno ai protagonisti, agli sportivi, le nostre colline e le nostre montagne. Sono molti i turisti, anche stranieri, che hanno potuto vedere con i loro occhi questi eventi, e sono certo che ritorneranno anche in futuro, perché sono rimasti ben impressionati da quello che il nostro territorio produce. Ecco che Città Europea del Vino 2016 deve essere vista come un punto di partenza, perché l'aver messo assieme 15 comuni nel promuovere e sostenere quello che già il nostro territorio è in grado di creare, soprattutto col volontariato e col sostegno di numerose aziende, è un punto di partenza che ci ha fatto capire qual è in fondo il nostro vero ruolo da amministratori locali, cioè quello di creare le giuste sinergie tra pubblico, privato e mondo del volontariato e mondo di tutto quello che è passione, anche passione sportiva, che le nostre colline da anni possono godere. Ecco, noi dobbiamo promuoverlo in una rete più ampia, non solo locale ma nazionale e internazionale, perché è vincente, perché abbiamo delle qualità che forse siamo tendenzialmente portati a non valutare per quello che sono. In realtà ci siamo accorti che sono eventi che hanno una rilevanza sicuramente nazionale e oltre. Ecco, noi amministratori dobbiamo essere in grado di saper far vivere quello che il nostro territorio può dare, animarlo, stimolarlo, mettere insieme le diverse realtà del nostro territorio, per far sì che questo possa essere consolidato e che possa essere anche motivo di altri eventi, altre realtà economiche che possono essere sviluppate nel nostro territorio. Grazie. Grazie.